Buondì, io mi chiamo Angela Tedeschi e lavoro in classes quartis delle scuole primarie di Felet, Istituto di Tavagnà. Ho scelto il tema dai Cavaliers per far conoscere come che si fa la sede e per far conoscere ai frus l'importanza dell'allevamento di questi insetti una volta per famiglie furlanis. I frus delle mie classi sono per la plupart furlans, ma come qualcuno al fedele in chiesa qui con i genitori furlani, altri invece insieme ai frus forest dove lo capiscono. Via per la sperimentazione del CLIL, i frus erano un'evore contenti perché per la prima volta hanno veduto un allevamento di cavaliers e poi dopo in classe ha sempre lavorato in maniera cooperativa durante le SMANS, i materiali riciclati, la fantasia e con gli aiutori delle nuove tecnologie hanno inserito il lessico e provato a scrivere a lei. Col CLIL anche io ho lavorato in maniera differente, mettendo ad le differenti discipline sicure, come se io stessi lant per un troi col zainut, plan di imprest, e con une bussole in mano per ben orientarmi. Per l'avvenire mi piacerebbe continuare questo lavoro durante la metodologia CLIL per far conoscere ai frus il murar. Prima di tutto perché i cavalieri mangiavano le sue e poi dopo perché in Friuli il morar è anche di più di un fraschio o di un len. E come dice il professor Floramo, il morar è un simbolo, un tocco di anime, un'esclese di memorie plantate in profondità con le sue lidrisi sotto le terre.